Un inizio con il botto, anzi due, quelli di Paolo Andreucci e di Renato Travaglia, finiti fuori strada già nel corso della terza speciale, ed una conclusione con Girandola finale. Protagonisti questa volta Gigi Galli, dominatore fino all'ultima speciale del rally, e il cambio della sua Mitsubishi Lancer, che è andato in tilt proprio in vista del traguardo, facendogli perdere ogni speranza di vittoria sia nel campionato che nella serie tricolore. Il Rally Alpi Orientali ha confermato la sua fama di gara bella e difficile, in grado di mettere in difficoltà tutti, piloti e vetture, e di punire anche pesantemente gli errori. Non a caso chi ha tratto maggior vantaggio dalla corsa friulana è stato Giandomenico Basso, primo tra quelli che partecipano al tricolore ed ora nettamente primo anche nella classifica della serie, con 12 punti di vantaggio su Paolo Andreucci e 15 su Piero Longhi, qui solamente sesto. Il rally ha anche ridotto a 3 il numero dei pretendenti. La sfortuna sembra infatti ormai aver messo fuori dai giochi scudetto Renato Travaglia, uscito di strada con la sua Peugeot 206 quando lottava per le prime posizioni. La volata tricolore si è quindi ristretta a Basso, Andreucci e Longhi. Quest'ultimo cercherà di sfruttare al meglio la sua Subaru Impreza VRX a trazione integrale sulla terra delle ultime due gare, tentando di recuperare sui due della Fiat. La corsa friulana ha messo in evidenza anche altri piloti, in particolare Gigi Galli, che con la sua Mitsubishi Lancer è stato ancora una volta particolarmente sfortunato. Il pilota di Livigno è stato infatti al comando per gran parte della gara, retrocedendo nelle retrovie nell'ultima prova a causa della rottura del leveraggio del cambio. Da sottolineare le prove di Luca Rossetti, ottimo terzo con la sua Citroën Saxo, e di Stefano Bizzarri, velocissimo con la sua Renault Clio Super 1006, apparsa in netta crescita rispetto alle ultime prestazioni. Dietro ai primi hanno poi chiuso Andrea Dalla Villa, Fiat Punto Abarth Super 1006, Piero Longhi, Subaru Impreza VRX primo di gruppo N, e Gianni Chiorvoli, Toyota Corolla VRC. A chiudere i primi 10 hanno poi terminato Alex Fiorio, Subaru Impreza STI, Luca Cantamessa, buon nono all'esordio con una Mitsubishi Lancer Evo 7, e lo sfortunato Gigi Galli. Nel gruppo N, due ruote motrici, nuova vittoria per Gabriele Tognozzi, che con la sua MG 160 ZR ha vinto la Coppa XAI di categoria del monomarca MG Rally. Nel trofeo Fiat Stilo Abarth il protagonista assoluto è stato Luca Tavaton. Ma seguiamo insieme la cronaca della gara. Una corsa dura articolata su 2 tappe, con 12 prove speciali in programma, tutte su asfalto pari a 209,20 km e su un percorso totale di 535,80 km. Un racconto che inizia con le interviste al via rilasciate dai più attesi protagonisti. Abbiamo visto che anche sull'asfalto i 4x4 sono diventati molto competitivi, per cui per noi sarà molto dura anche stavolta, visto le condizioni del tempo che prevedono pioggia, ma soprattutto per le ultime 2 gare. No, la gara è molto impegnativa, anche se molto bella. Io ero stato ancora nel 95, però sì, ripeto, è molto bella e allo stesso tempo insidiosa, soprattutto in queste condizioni, quando ci sono dei pezzi sotto bosco e tutto, che è veramente brutta. No, sicuramente per noi con condizioni così di umido, semi-umido, bagnato, asciutto, probabilmente è più favorevole, però è anche molto più difficile, quindi può piovere da un momento all'altro, se hai le gomme non giuste, cioè la vedo, pronti via, la vedo veramente una gara abbastanza lunga e impegnativa. Ma nel frattempo abbiamo fatto un po' di ferie che ci volevano, abbiamo riposato un po' e adesso siamo qui impegnati a difendere un po' il numero 1 sulla macchina. È una gara difficile qui a Udine, il tempo purtroppo non è dei migliori e quindi sarà una gara incerta e cercheremo di dare il massimo come sempre. Adesso, visto l'andamento delle ultime 2 gare, l'obiettivo nostro di Mitsubishi Italia è quello appunto di dimostrare ancora e cercheremo la competitività di Mitsubishi sull'asfalto, specialmente dove ci mancava qualcosa, specialmente nel confronto delle 1006, dove abbiamo già avuto un confronto e cerchiamo la conferma qua, insomma. Il Rally Alpi Orientali mantiene fede alla sua fama di gara particolarmente difficile fin dalle prime fasi. Dopo pochi chilometri della prima prova, Paolo Andreucci fora perdendo più di un minuto dagli altri. Un colpo duro per il pilota toscano, ma che è solamente l'inizio di un weekend completamente da dimenticare.
2 prove dopo, sia lui che Travaglia abbandonano la compagnia per un'uscita di strada in un tratto particolarmente bagnato. Purtroppo siamo usciti alla terza prova perché c'è stato un acquazzone e purtroppo non avevamo le gomme da bagnato e ho toccato dietro, ho staccato il ponte posteriore. Per il resto la prima tappa fila via liscia, dominata in lungo ed in largo dalla Mitsubishi Lancer Evo 7 della Rally Art Italy di Gigi Galli e Chiara Violetti. Le cose non vanno bene nemmeno per Piero Longhi, che è invece molto indietro a causa della rottura di un semiasse. A trarre vantaggio da tutto questo è Gian Domenico Basso, Fiat Super 1600, attualmente secondo e unico dei piloti in corsa per il campionato ad essere ben piazzato. La tappa si chiude con Gigi Galli nettamente primo, seguito da Gian Domenico Basso. Alle loro spalle naviga Claudio De Cecco, che non riesce ad esprimersi al meglio con la sua potente Peugeot 206 della categoria VRC per problemi di assetto. Vettura che però non prende punti per il tricolore. La terza posizione dell'italiano è tenuta da Stefano Bizzarri, Renault Clio Super 1600. Alle sue spalle si mettono in evidenza il friulano Luca Rossetti, Citroën Saxo, e Andrea Dalla Villa, Fiat Punto Abarth Super 1600. Fra le sorprese della giornata la prestazione super di Sandro Sottile. Il pilota ligure ha realizzato tempi di assoluto valore con la sua Honda Civic Type R, praticamente al debutto nel campionato italiano Rally. A chiudere la top 10, in nona e decima posizione, si piazzano nell'ordine Fabrizio Ratiglia, Renault Clio, e Alessandro Fiorio, Subaru Impresa STI. Nel gruppo N, 2 ruote motrici, chiude al comando la MG 160 ZR di Gabriele Tognozzi, davanti alla Honda Integra di Luca Chegin e all'altra MG di Carlo Fornasiero. Oltre a Travaglia ed Andreucci, al loro primo ritiro stagionale, l'elenco dei piloti che non hanno visto il traguardo è molto lungo. Tra questi anche un altro nome illustre, come quello di Gianfranco Cunico, fermatosi con grossi problemi al motore subito dopo il via. Fermo anche Alessandro Bettega, Fiat Punto Super 1600. Queste le dichiarazioni dei migliori al termine della prima tappa. Sì, diciamo che adesso sono gli altri che devono venire a prenderci. Però dobbiamo sempre tenere in considerazione che le insidie di questi rally sono tante. No, abbiamo fatto secondo me una buona prima tappa senza errori, anche perché erano veramente difficili le prove di oggi. Purtroppo 2 hanno sbagliato, però stavamo comunque lì in mezzo anche noi e era difficile sbagliare comunque. Purtroppo subito sulla prima prova, dopo circa 3 km, si è rotto un semiasse. Non abbiamo mollato, abbiamo fatto 2 prove direi abbastanza bene anche col semiasse rotto, poi purtroppo sull'ultima si è rotto anche l'altro e abbiamo perso abbastanza, però direi che adesso siamo sesti, in un minuto abbiamo circa 3 avversari davanti a noi, vediamo domani. Io spero che piova così faccio meno fatica, se non piove spero di prendere qualcuno. La seconda tappa è destinata comunque ancora a stupire. Non fosse altro per il brusco cambio di andatura di De Cecco che nel giro di poche prove riesce a superare tutti e ad andare al comando. Ma la sorpresa, quella pesante, la corsa alla riserva per le ultime battute, con Galli che nell'ultima prova, a vittoria tricolore ormai in tasca, si ritrova con il cambio della sua Mitsubishi in crisi. Questo è il racconto dello sfortunato pilota di Livigno. Ma praticamente dopo 1,5 chilometri dall'inizio dell'ultima prova, dopo un tornante destra, mettendo la quarta marcia, si è piegato i cavi delle marce, perché questa ha i cavi semirigidi, si è piegato, non entrava più nessuna marcia. Al che, per cercare di salvaguardare perlomeno il gruppo N, siamo scesi, abbiamo praticamente annullato il leveraggio del cambio e ho messo la terza e da lì siamo partiti, però questa cosa qua facendo 20 km praticamente in terza abbiamo perso tantissimo tempo, 2 minuti per fare questa operazione e altri 2 minuti
insomma, per fare la prova tutta in terza, poi senza concentrazione, senza niente. Fermo Galli, le porte del paradiso si spalancano davanti a Giandomenico Basso, che acciuffa proprio nel finale altri 5 pesantissimi punti per la sua leadership tricolore. Dietro di lui si piazza Luca Rossetti, ottimo terzo con la sua Citroën Saxo, che chiude davanti a Stefano Bizzarri, velocissimo con la sua Renault Clio Super 1006, apparsa in netta crescita rispetto alle ultime prestazioni. Nell'ordine si classificano poi Andrea Dalla Villa, Fiat Punto Abarth Super 1006, Piero Longhi, Subaru Impresa VRX primo di gruppo M e Gianni Chiorboli, Toyota Corolla VRC. A chiudere i primi 10 hanno poi terminato Alex Fiorio, Subaru Impresa STI, Luca Cantamessa, buon nono all'esordio con una Mitsubishi Lancer Evo 7 e lo sfortunato Gigi Galli. Nel gruppo N, 2 ruote motrici, nuova impresa di Gabriele Tognozzi, che si aggiudica il primo tricolore di categoria con la sua MG 160 ZR. Questi i commenti dei primi a fine gara. Sì, ero già soddisfatto della mia seconda posizione dietro a Galli, poi come hai detto te le gare finiscono quando saliamo nel palco. Purtroppo lui ha avuto un problema proprio sull'ultima prova speciale e ha fatto sì che sono passato in testa e quindi adesso mi ritrovo qua primo nel campionato italiano, ho acquistato altri 20 punti e quindi sì, è andata bene, molto bene. Beh, piccolo, se non ho fatto male calcio sono 15 punti, 15 punti non sono pochi, perché sì, sulla terra sicuramente noi saremo favoritissimi, però ci tocca vincere e soprattutto spero che ci siano degli N o comunque altre macchine che si mettano in mezzo, perché se no lui alla fine prende parecchi punti e non riusciamo a sorpassarlo, quindi comunque va bene così. Questa volta siamo stati fortunati, mi dispiace per Gigi che ha dominato tutta la gara e poi purtroppo sull'ultima prova mi hanno detto che ha avuto un problema, ne abbiamo approfittato, ci riprendiamo quello che avevamo perso a Montalcino al Ciocco e non pensavo di fare così bene, però meglio. Sì, abbiamo fatto un podio qui, un terzo posto che va bene, la macchina andava discretamente, siamo soddisfatti, vediamo se facciamo bene anche le ultime due gare su terra per risistemare un po' le cose, per avere la nostra credibilità che sempre abbiamo avuto. Niente, sono contentissimo anche perché a questo punto abbiamo vinto, diciamo, questa è la quinta gara consecutiva, sono molto contento per la squadra perché la macchina non ha mai avuto un problema in queste 5 gare, perciò siamo molto contenti.